Sulla riduzione delle accise sul caro carburante interviene la parlamentare agrigentina, presidente della Commissione Ambiente, onorevole Giusy Savarino. Perché da Roma non arriva nessun controllo sulla speculazione in atto? Qualche giorno fa, continua la Savarino, è scattata la riduzione delle accise sui carburanti con un abbassamento del prezzo di 30 centesimi, una misura per la Savarino che riteniamo insufficiente a fronte di questo assurdo aumento speculativo dei costi energetici. È ormai sotto gli occhi di tutti che l'impennata del gasolio e della benzina a cui stiamo assistendo giornalmente determina un aumento dei costi per l'autotrasporto, provocando a sua volta a cascata aumento dei prezzi d'acquisto per i beni di prima necessità. Ci chiediamo, continua l'onorevole Agrigentina, se il governo Draghi stia facendo bene in termini di controllo su questi prezzi schizzati alle stelle senza nessuna ragione apparente. Basta osservare l'aumento progressivo di questi mesi perché appaia lampante che questa manovra speculativa del mercato puzzi di truffa ai danni dei cittadini, come del resto dichiarato in maniera disarmante dagli stessi membri del governo nazionale. Resta da chiedersi chi è che ci ha guadagnato. Nel mese del gennaio 22 i prezzi del self erano i seguenti: la Super 1763, il gasolio 1619, il GPL 0822, il metano 1,850. All'indomani dell'invasione russa in Ucraina il prezzo della Super sale ingiustificatamente a 1893, quello del gasolio a 1749, il metano a 1904. Il 10 marzo e così via, fino a superare le 2 euro. E chi paga le spese di questi rincari folli? Cittadini e aziende. Davanti a tutto ciò, continua la Savarino, chiediamo al governo Draghi di fare chiarezza e operare i necessari controlli.